Prendiamo ispirazione dai cari amici pugliesi col panino col polpo fritto? Facciamo dei mini bun da aperitivo con aioli al nero di seppia, calamarelle fritte e i magnifici mini bun fatti in casa. Ingredienti per la maionese: spicchio d'aglio, uovo intero, succo di limone, sale e nero di seppia. Via! Olio di semi e una piccolissima percentuale di olio d'oliva. Maio pronta per la frittura, non me ne volete o farina granito o un mix di semola rimacinata e grano tenero, cappuccetti, calamarelle, polpetti quelli piccolini e seppioline adatti, mi raccomando, pulitissimi ma un po' umidi. Andiamo! Coliamo bene, un pizzico di sale e una macinatina di pepe. Completiamo i nostri panini. 3 belle fettine di pomodoro, una bella scifonata di insalata, mi raccomando non lesinate, mettete un po' della maionese sulla parte alta del panino. Questo è dedicato agli amici pugliesi. Buona estate e fate i bravi!